Valsugana Trentino. Chiamiamo Giulio Tomio del GS Valsugana Trentino, eccolo che arriva. Intanto chiediamo al giovane atleta, futuro campione. Intanto andiamo a premiare gli 80 ostacoli cadette, premia Bettina Antonio dell'Avis Comunale, presidente dell'Avis Comunale di Mezzo Lombardo. Ed ora a chiudere la vincitrice degli 80 ostacoli cadette, Alessia Peretti dell'Atletica Valle di Nole Sole con 12,29, atleta che già aveva dimostrato il suo valore nei trofei APT Valsugana e medio credito. Quindi Alessia Peretti va a vincere con 12,29 gli 80 ostacoli cadette. Sono attesi in pedana, quindi i ragazzi del salto in lungo, attenzione a allontanarsi dalle corsie per la partenza di questa quarta serie. Vediamo subito in corsia 4 Arianna Peretti che va a vincere questa quarta e ultima batteria dei 60 ostacoli ragazze. E noi siamo in grado anche di darvi i risultati.